Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in questi giorni imperversa in modalità del tutto incontrollata un classico della contemporaneità, noto come le fake news dei buoni, che non sono fake news ovviamente, sono verità rivelate, anche se mai accadute, inventate, escogitate, manipolate, fraintese. Il caso di scuola di questi giorni è ovviamente l'affaire BBC. Lo riepilogo anche se è noto a tutti, ma perché il tentativo è quello di farci dimenticare l'enormità dell'accaduto. Cioè è accaduto che la società radiotelevisiva per eccellenza del Regno Unito, il modello di riferimento del giornalismo anglosassone a livello mondiale, ha effettuato un'operazione di taglia e cuci, di montaggio delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, quindi diciamo il comandante in capo del mondo libero e il presidente di una potenza che ha storicamente una special relationship con il Regno Unito, taroccandole come l'ultimo influencer artigianale in rete. Sapete, il tema è che si è voluto far sembrare che Trump sostenesse e aizzasse il famoso ormai assalto a Capitol Hill, con un'operazione di montaggio anche goffa, brutale, mettendo vicine tra loro delle frasi accadute a più di mezz'ora di distanza, che erano riferite a contesti completamente diversi, neanche un lavoro di fino, cioè un bieco lavoro di montaggio ideologico come dei cineoperatori, dei collettivi degli anni 70, per far dire a Donald Trump una cosa mai detta. E il clima in questi giorni ed è incredibile come siano anche degli artisti nel capovolgimento totale, è l'attacco al tempio del giornalismo libero, della BBC. No, ma sto cazzo, scusate, il problema è l'attacco alla verità, all'onestà intellettuale e alla realtà delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti da parte di una testata importante, che proprio perché è importante rende doppiamente grave l'attacco. Ma come dire, il doppio pesismo dei buoni ormai è una pratica consolidata. Venendo ai nostri lidi, anche qui le fake news dei buoni superano il livello di guardia, perché in questi giorni, per contrastare la riforma della giustizia che va a intervenire su uno snodo incancrenito e che è una riforma ultra necessaria del paese, al massimo si può dire che l'attuale benvenuta riforma sia incompleta, ma invece gli aedi della conservazione della corporazione in toga vanno a ripescare Falcone e Borsellino. Ora ci vorrebbe sempre un minimo di delicatezza quando si vanno a riprendere dei nomi che incarnano la stagione umanamente eroica di certa magistratura. Chi vi parla, quando ricorda la verità, e cioè che Falcone era, con un ragionamento complesso, a favore della separazione delle carriere, lo fa sempre con rispetto. Qui invece il capolavoro è che si sono attribuite a Falcone e Borsellino delle frasi mai dette, ma non anche qui da dei giornaletti d'istituto o da parte di qualche influencer scalmanato, dal fior delle testate che contestano la riforma della giustizia. Si è proprio inventato di sana pianta un intervento che Borsellino avrebbe fatto al programma Samarcanda di Santoro contro la separazione delle carriere il 23 maggio 1991. Anzitutto è il fatto di Travaglio che ha molto ricamato su questa non intervista. Poi, come ha scoperto per primo il Dubbio, si emerge appunto che è una non intervista, che non solo Borsellino non ha pronunciato le parole falsamente attribuite, separare le carriere significa spezzare l'unità della magistratura, ma quel giorno lì, 23 maggio 91, non era neanche intervenuto proprio al programma di Santoro, che non parlava di giustizia. A Samarcanda Borsellino intervenne 3 anni prima, nell'88, parlando dell'importanza del pool antimafia e della lotta antimafia, quindi di tutt'altro. Eppure questa fake news a tutti gli effetti è stata rilanciata da Lilli Gruber 8 e mezzo,
da Corrado Formiglia a Piazza Pulita, che ci ha sviluppato attorno tutto il suo editoriale predicozzo di apertura, Giovanni Floris, la riletta di martedì, cioè una fake news totale è diventata sic e simpliciter un'ovvietà diffusa dai propagandisti contro la riforma. Stessa cosa su Falcone. Sempre secondo il fatto, Falcone in un'intervista a Repubblica del 25 gennaio 92 avrebbe sollevato il timore che si volesse subordinare la magistratura inquirente all'esecutivo, cosa che peraltro non avviene neanche con questa riforma. Una bufala, un'ennesima bufala anche questa, perché spulciando negli archivi di Repubblica, quell'intervista non esiste e l'ha rilanciata sempre a Di Martedì Gratteri, cioè il magistrato icona della lotta contro la riforma. Esiste un'altra intervista di Falcone a Repubblica del 3 ottobre 91, nella quale appunto, sviluppando un ragionamento complesso, ricorda comunque che nel dibattimento il pubblico ministero non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non deve essere, come invece è oggi, una specie di paragiudice. Il giudice si staglia come una figura neutrale non coinvolta al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, giudici e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. Questa è la vera intervista di Falcone, che può essere ricordata e sbandierata sempre coi dovuti modi come, diciamo, testimonial del sì alla riforma. Poi c'è l'intervista inventata di Falcone, c'è l'intervista inventata di Borsellino, c'è il mondo parallelo dei buoni, dove si possono attribuire frasi mai dette a personaggi non del tutto secondari e finiti, come sappiamo, appunto con eroismo. Da Londra ai nostri lidi, dall'indecoroso copia e incolla su Trump alle indecorosi invenzioni post mortem, non c'è niente da fare. Trionfano e deflagrano le fake news dei buoni. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.